Ecco come chiedere i rimborsi per i danni subiti con le maree eccezionali dei giorni scorsi, l'ha spiegato il commissario per l'emergenza nella sede della città metropolitana a Mestre. Nonostante la pioggia, centinaia di persone hanno partecipato a Venezia alla manifestazione contro il Mose e lo sfruttamento della laguna. Venezia nei quadri di Canaletto e Venezia oggi, l'arte diventa evidenza scientifica e mostra come la laguna stia progressivamente affondando a causa dei cambiamenti climatici, lo rivela lo studio di un fisico padovano. Il dibattito sul referendum per la separazione tra Venezia e Mestre infiamma l'Ateneo Veneto, gremiti sia il salone principale che una seconda stanza che trasmetteva l'incontro in videoconferenza. Restituire Piazza San Marco a Venezia e ai veneziani è l'obiettivo di un comitato cittadino che per questo ha presentato anche un ricorso al TAR. Nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne parte la campagna della Regione Non sei sola. Basket, grande prova di solidità, quella degli Oro Granata sul parquet casalingo che ancora una volta hanno battuto Trento. Buonasera, ben ritrovati in diretta con l'edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Ecco dunque come chiedere rimborsi per i danni subiti con le maree eccezionali dei giorni scorsi, l'ha spiegato stamane il commissario per l'emergenza. Abbiamo convocato tutte le categorie perché cominciamo la formazione degli addetti che devono poi parlare con la popolazione per i rimborsi. Si parte ufficialmente e da giovedì 28 novembre saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale i moduli per chiedere i risarcimenti dei danni subiti con le maree eccezionali dei giorni scorsi. Una procedura telematica, ma chi vorrà potrà fare riferimento ai 7 sportelli creati appositamente per dare supporto. In vari ambiti del territorio, con degli sportellisti che possono ovviamente fornire, come fornirete voi, supporto alla cittadinanza e alle aziende che non sono in grado di compilare autonomamente il modulo direttamente dal sito. Le imprese dovranno fare domanda tramite le proprie associazioni di categoria. Le modalità sono state spiegate dal sindaco Brugnaro in veste di commissario per l'emergenza, con un focus sulle lettere C ed E. Nella lettera C è previsto un massimale di 5.000 euro per i privati e un massimale di 20.000 euro per le aziende con procedura veloce e semplificata. Per il resto dei danni vengono riportati nella lettera E, vale per le imprese e anche per i privati, e su questo le percentuali invece di rimborso verranno decise prossimamente dal governo. Io nell'arco di 30 giorni, entro fine anno, all'incirca questi sono i tempi, trasferiremo al governo il totalone, cioè il totale che viene fuori nella lettera C e il totale nella lettera E. Ovviamente continueremo a darlo pubblicamente questa cosa, in maniera che il governo possa prendere tutti gli adempimenti. Sulla lettera C, da quello che mi hanno garantito, detto eccetera, dovrebbe essere una procedura molto veloce. La lettera C sono i risarcimenti fino a 5.000 euro per le famiglie e 20.000 per le aziende e sono relative a costi necessari per ripristinare urgentemente l'attività o l'abitazione, quindi cucina, impianti, pavimenti, camere da letto. Non ci sono percentuali, viene finanziato tutto l'importo fino a 5.000 e 20.000 euro. Già ai primi di gennaio si prevede di chiedere gli scontrini delle spese effettuate. Gli importi più elevati sono trattati invece alla lettera E. Che la lettera E obbligherà le imprese e i privati ad asseverare la spesa perché avrà bisogno di una perizia. Avrà un tempo più avanti, noi pensiamo verso fine febbraio, lo diremo adesso quando sarà per la raccolta della lettera E e per le asseverazioni. A quel punto sarà il governo a dire con che percentuali intenderà procedere al rimborso delle singole voci di spesa. Ci saranno poi i controlli della Guardia di Finanza con cui è stato siglato un protocollo. Sostanzialmente la Guardia di Finanza a campione potrà controllare situazioni che presentano rischi sulla base delle segnalazioni che il commissario dovesse fare laddove ritiene che ci siano tentativi di indebita percezione dei contributi di cui il commissario disporrà. Nonostante la pioggia, centinaia di persone hanno partecipato a Venezia alla manifestazione contro il Mose e lo sfruttamento della laguna. Piove ma c'è tanta gente comunque e il senso è proprio di una città che si sta svegliando, sta capendo quali sono le problematicità e sta cercando di indicare qual è la via per risolverle. In centinaia hanno sfidato il maltempo, giovani e meno giovani, comprese anche diverse famiglie, allo slogan di Salviamo Venezia. Il punto di partenza è l'eccezionale ondata di acqua alta che ha colpito la città, nella quale, affermano, c'era sì la violenza e l'imprevedibilità dei cambiamenti climatici, ma anche circostanze di carattere molto più locale.
La laguna nell'ultimo secolo è stata ridotta nella sua superficie di 1/3. Sono stati scavati dei canali portuali troppo profondi che sono delle vere e proprie autostrade del mare. In laguna entra troppo mare e questo mare non ha più lo spazio per espandersi, quindi è ovvio che sale il livello dell'acqua. Il Mose in questo rappresenta esattamente la continuità della devastazione della laguna in questo solco, cioè continuare a scavare, quindi far entrare più mare in laguna, allargando le bocche di porto, cementificando le bocche di porto e facendo entrare questo mare in laguna in modo molto più veloce. Il corteo partito da Santa Margherita percorre le Zattere e arriva in Campo Sant'Angelo per chiedere un cambio netto di politica in laguna. Basta col Mose, a Venezia serve altro. È una grande opera diffusa, fatta di molti interventi che vanno dal riequilibrio della laguna alla restrizione delle bocche di porto, vanno nel rialzo di alcune porzioni di città, vanno nella riqualificazione anche economica, abitativa di questa città. E questa è la proposta concreta dei manifestanti per salvare Venezia e la sua laguna da un futuro che altrimenti predicono fosco quanto la giornata che ha accompagnato la manifestazione. La salveremo sicuramente se appunto l'impegno è da parte di tutti e tutti ci uniamo assieme per riuscire a centrare l'obiettivo, e l'obiettivo è quello di appunto salvarla da tutti i punti di vista, sia quello diciamo dell'ambiente ma anche quello proprio della vita in questa città. Venezia nei quadri di Canaletto e Venezia oggi, l'arte diventa evidenza scientifica e mostra come la laguna stia progressivamente affondando a causa dei cambiamenti climatici. Oggi le foto e gli obiettivi delle telecamere immortalano la città di Venezia nella sua unicità e fragilità, affollata di turisti o afflitta dall'alluvione, come nei giorni scorsi. Un tempo invece erano i pittori, con la loro maestria, a ritrarre la laguna come una modella in posa. I dipinti dei vedutisti veneziani, in particolare di Canaletto e di suo nipote Bellotto, inconsapevolmente hanno immortalato il progressivo collasso della laguna. L'arte diventa evidenza scientifica grazie ad un'intuizione di un fisico padovano, Dario Camuffo, ex direttore del CNR di Padova. Analizzando nel dettaglio i quadri dei maestri veneziani, ha scoperto con precisione e rigore quanto sia alzato il livello del mare. Si vede che dal 1350 a oggi il livello del mare a Venezia è cresciuto di 1,30 m. Canaletto era maniacale nella precisione del disegno, come si vede sovrapponendo un disegno del Canaletto a una foto di oggi. Nelle sue vedute i palazzi veneziani venivano riprodotti fedelmente, non mancava nulla, nemmeno le alghe. Ebbene sì, proprio dalle alghe è partito il lavoro del professor Camuffo, uno studio pubblicato nel 2017. Facendo il confronto tra il livello delle alghe che si può vedere nei quadri del Canaletto o del Bellotto e il livello delle alghe di oggi, noi possiamo sapere esattamente di quanto si è spostato il livello del mare da allora a oggi. Nel suo viaggio artistico-scientifico, ritroso nel tempo, anche veronese, in un quadro esposto a Dresda, fornisce un dettaglio che riguarda Palazzo Papadopoli. Le scale sono libere da alghe e un personaggio sta sullo scalino più basso, e facendo il confronto tra la situazione del 1571 e quella di oggi, si vede che il livello del mare si è alzato di 90 centimetri da allora. Anche le scale dei palazzi veneziani lungo il Canal Grande, grazie ai dipinti, sono state studiate. I gradini emersi e quelli ora ricoperti dall'acqua sono stati misurati insieme ai sub della Polizia di Stato. Abbiamo misurato la profondità del scalino più basso rispetto al livello del mare. L'abbiamo fatto per tutti i palazzi del Canal Grande e sulla base di 81 dati vengono perfettamente confermati i valori già trovati da Veronese, Canaletto e Bellotto. Dalla camera oscura di Canaletto alle telecamere di oggi, dunque, continua il racconto di Venezia e di come i cambiamenti climatici la stiano mettendo alla prova. Apriamo ora la pagina dedicata al referendum per la separazione di Mestre e Venezia. Venezia e Mestre, secondo voi, devono dividersi? Ve lo stiamo chiedendo nel corso dei nostri telegiornali di questa sera. Per esprimere il vostro sì digitate lo 0422 162 6691, per il no 0422 162 6690. È una consultazione senza
alcun rilievo ai fini statistici, ma il risultato ve lo daremo poi in prima serata su Antenna 3 nel corso di Ring. E il dibattito sul referendum del 1° dicembre per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre infiamma l'Ateneo Veneto, completamente gremiti di persone sia il salone principale che una seconda stanza dove veniva trasmesso in videoconferenza. 3 sì e 3 no al referendum per la creazione dei comuni di Venezia e Mestre. Per assistere al dibattito all'Ateneo Veneto non si riesce più ad entrare. Stipato il salone principale da una folla con gli stivali ai piedi nell'ennesima giornata di acqua alta, si è riempita subito anche la seconda stanza, allestita il primo piano, da cui era possibile seguire il dibattito su uno schermo. Per il sì ci sono Marco Gasparinetti del gruppo 25 Aprile, Maria Laura Faccini di Mestre Mia e Giorgio Suppiei dell'Associazione Civile Venezia Serenissima. Per il no l'ex parlamentare Laura Fincato, l'ex assessore Mara Rumiz e il deputato PD Nicola Pellicani. Ci sono tanti grandi problemi da risolvere, non è facendo 2 piccoli comuni che si possono risolvere dei grandi problemi. Credo che serva portare l'attenzione su Venezia da parte del Parlamento, da parte del governo in particolare. Già molto è stato fatto, in pochi giorni è arrivata la ZES, sono arrivati tutte le risorse per far fronte all'emergenza, ma bisogna fare molto di più, cominciando a rifinanziare in modo costante la legge speciale e attualizzandola. Dopo gli interventi dei relatori, la platea si infiamma in un incontro che nella seconda parte diventa assemblea pubblica, con numerosi interventi dal pubblico. Secondo i sostenitori del sì, se i problemi di Venezia e Mestre, ammessi anche dalla controparte, non si sono risolti in decenni di comune unico, significa che è necessaria una svolta. Io precedentemente ho sempre votato no. Però credo che in questi ultimi 15 anni le cose siano cambiate profondamente, anche perché le promesse elettorali precedenti non sono state rispettate. E ho visto 2 città, io che vivo a Favaro vedo anche i cambiamenti di Mestre, ho visto 2 città diverse che sembra quasi che si stanno facendo del male reciprocamente. Le discussioni proseguono anche per Calli e Campielli a incontro finito, tra una folla che lentamente torna a casa in una giornata di partecipazione ad un dibattito che in città appare sempre più intenso e sentito. La campagna referendaria prosegue anche a Mestre. Oggi in municipio è stato il turno della sinistra che voterà sì al referendum. Mestre svegliati è la chiamata alle urne della sinistra che voterà sì al referendum del 1° dicembre. Dall'annessione a Venezia nel 1926, Mestre, dice Felice Casson, è diventata una città invisibile, periferia della laguna, schiacciata da un abbraccio politico e affaristico che l'ha sostanzialmente relegata prima a dormitorio di chi lavorava in fabbrica a Marghera, quindi a dormitorio del turismo a basso costo di Venezia. Credo che in questa situazione chi abita a Mestre, Marghera, in terraferma debba partecipare a questo voto per avere una città autonoma, una città indipendente che sappia pensare a Mestre e ai propri cittadini. Ora tutto parte da Venezia, si blocca su Venezia e invece i mestrini dovrebbero proprio svegliarsi e rendersi conto che questo è un momento per loro storico. Accompagnato tra gli altri dal presidente di municipalità di Mestre, Vincenzo Conte del Partito Democratico, Casson vede Venezia e Mestre come città complementari ma diverse che devono liberarsi per federarsi. No, però controbattono, si duplicherebbero i costi per i cittadini con 2 amministrazioni comunali. L'importanza che assumerebbe una città come quella di Mestre, quello che le sta attorno, aumenterebbe notevolmente il valore della città rispetto ai pochi costi che peraltro solo in teoria si perderebbero. Un appello speciale a non far morire le 2 città è stato lanciato da alcuni dei promotori del referendum ai veneziani che abitano a Mestre, che non cesseranno certo di essere veneziani se residenti in un altro comune. Che le realtà però siano diverse lo certifica, secondo Casson, anche il fatto che le norme europee non consentiranno mai una ZES dalla laguna all'entroterra. E si può fare questo ad esempio nella zona del porto, si può fare questo in alcune zone di Porto Marghera, industriale, si può fare sul distretto del vetro di Murano, però non si può mettere tutto in un grande calderone. Ci fermiamo ora per qualche istante, ritorniamo tra brevissimo. Eccoci di nuovo in diretta, edizione veneziana dei telegiornali di Antenna 3. Restituire Piazza San Marco a Venezia ai veneziani è l'obiettivo di un comitato cittadino che in tal senso ha presentato anche un ricorso al TAR.
i veneziani ormai evitano la piazza, cioè ormai sì, vengono per l'Aperol, c'è un concerto, c'è quello, ma i veneziani non vengono più. Piazza San Marco appartiene a Venezia, è ovvio, ma appartiene ancora ai veneziani. Tra i residenti c'è chi pensa di no. Da qualche tempo il luogo più simbolico della città non è più un centro d'incontro tra veneziani come lo era stato da sempre. Per questo è nato il comitato Ritorno di Piazza San Marco alla città, che ha in programma in tal senso una manifestazione il 22 dicembre. Non è dei cittadini Piazza San Marco? Non lo è più, sia perché è perennemente occupata dai turisti, sia perché c'è un divieto a manifestare, a tenere qualunque tipo di iniziativa anche civica, che risale a una direttiva del Ministero degli Interni e a 2 decreti prefettizi che noi riteniamo essere anticostituzionale, e per questo abbiamo fatto ricorso al diniego che è stato posto al nostro preavviso a tenere questa manifestazione civica a San Marco. Il ricorso del comitato è stato presentato al TAR. In attesa del pronunciamento del tribunale si ricorda la piazza di 30 o 40 anni fa. La piazza era stupenda, era la nostra piazza di noi ragazzi. Io mi ricordo che il carnevale era un po' violento a volte perché c'era questa farina, queste uova, quest'acqua che venivano gettati fra noi ragazzi. A volte colpivano anche gente innocente, dei passanti che erano lì, tant'è che si arrivò addirittura a vietare la vendita della farina una settimana prima del carnevale in tutti i negozi. Ma era il carnevale nostro. Per cui a un certo punto, ricordo, era l'epoca di Mario Rigo, ahimè defunto da poco, e noi avevamo il diritto di emettere i nostri impianti stereo, di fare musica tipo discoteca tutto il giorno in Piazza San Marco. Nell'ambito della giornata contro la violenza sulle donne che ricorre oggi parte la campagna della Regione intitolata Non sei sola. 3 donne che si abbracciano tenendosi per la vita. È l'immagine simbolo della nuova campagna Non sei sola, affidati alla rete, avviata dalla Regione d'intesa con la rete dei centri antiviolenza. Per fortuna se ne comincia a parlare, perché in realtà l'emergenza è perché se ne comincia a parlare, ma è un fenomeno antico, è un fenomeno vecchio e non è legato a classi sociali poco abbienti o poco acculturate, ma è trasversale, perché purtroppo ancora è foriero di antichi pregiudizi del ruolo del maschio rispetto al ruolo della femmina, mancano ancora i principi di rispetto delle persone e dentro le famiglie per pudore, per paura si tende a negare queste situazioni. Una campagna per informare e sensibilizzare ad avere coraggio di denunciare aggressioni, discriminazioni e violenze, a mettere in salvo se stesse e gli eventuali figli da una relazione violenta. Il nostro ruolo è quello di riuscire a far emergere all'esterno, alle strutture che sono state create da questa azione della Regione, delle situazioni che conosciamo bene e con cui ci troviamo ad avere a che fare tutti i giorni. E non secondario il problema dei minori, dei bambini che assistono a queste situazioni, che hanno delle crescite alterate rispetto al loro vissuto all'interno di casa, che non viene più vista come un rifugio, non viene vista più come un posto tranquillo, sicuro, accogliente, ma viene anzi vissuto con paura. In Veneto ci sono 44 strutture antiviolenza tra sportelli di ascolto, centri e case rifugio. Lo scorso anno hanno incontrato e ascoltato 8.464 donne, quasi il doppio del 2017, e hanno in carico 3.256 donne, 150 in più dell'anno scorso, ha ricordato l'assessore alla sanità e al sociale Manuela Lanzarin nel presentare l'iniziativa a Palazzo Balbi. La rete delle strutture antiviolenza in Veneto nel 2018 ha ricevuto una segnalazione di aiuto ogni 300 donne residenti e ha preso in carico una vittima ogni 770 donne residenti. Cambiamo tema, veniamo al basket, grande partita per gli Oro Granata che ancora una volta hanno battuto Trento. L'Umana Reyer batte nuovamente la Dolomiti Energia Trentino sul parquet del Palasport Aliercio con un risultato finale di 79-69. Una partita dura, solida, con un Gentile veramente che ci ha messo in grande difficoltà, però una vittoria, devo dire, costruita da tutta la squadra, soprattutto con una crescente intensità in difesa e dove certamente gli uomini, tra virgolette, della panchina, perché poi per noi sono tutti giocatori importanti, hanno fatto la differenza, devo dire, sia nei primi 2 quarti che nel terzo e quarto quarto, in termini di energia, in termini di letture. Me lo aspettavo un po' perché comunque le fatiche di Coppa
sono fatiche importanti. Una grande prestazione di squadra nonostante la stanchezza, confermata dai 46 punti realizzati dai giocatori usciti dalla panchina. È una buona vittoria che ci permette soprattutto adesso di tirare il fiato per un po' di giorni, perché ce n'è bisogno per recuperare gli infortunati, per recuperare anche in termini di energie mentali, però certamente una vittoria strutturata, quello sì. A 20:10 questa sera, subito dopo i nostri telegiornali, si parlerà di animali domestici. In studio Marco Maggi, veterinario, e Giovanna Salza, imprenditrice. E si tornerà a parlare invece di referendum sulla separazione tra Mestre e Venezia in prima serata dalle 21:15 a Ring. Presenti per sostenere le tesi del sì Gian Angelo Bellati, presidente del Movimento Venezia Autonoma, e Giorgio Suppiei, presidente di Venezia Serenissima. Per il no Gianfranco Gramola dell'associazione Una Unica e Silvia Mimmo. In studio anche Filippo Fois, giornalista di Media Nord-Est. È tutto per questa sera, io vi ringrazio per essere stati con noi, appuntamento a domani, vi lascio alle previsioni del tempo, arrivederci. Bentrovati al meteo. Il lunedì ci ha stupito con la presenza del sole che a dire il vero mancava da un po', e la settimana proseguirà poi ancora con il bel tempo. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto la giornata di martedì 26 novembre trascorrerà all'insegna della stabilità, ampio soleggiamento e cielo poco nuvoloso dappertutto. Da segnalare solamente qualche foschia o nebbia sulle pianure più interne, localmente anche persistente. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 5 e 10 gradi, le massime invece tra gli 11 e i 14 gradi. Bel tempo anche sul Friuli Venezia Giulia, con tanto sole ovunque e cielo al massimo poco nuvoloso, non sono previste piogge. Temperature minime tra 6 e 10 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 13 gradi. Poche novità infine sul Trentino Alto Adige, dove anche qui avremo una giornata soleggiata, salvo per innocui addensamenti sui settori più settentrionali della nostra regione. Temperature minime sui 5 gradi, massime sui 12 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Grazie per l'attenzione e arrivederci.